Tutto pronto per la quarta corsa, confronto per cavalli di 3 anni, vincitori da 10 a 30.000 euro in carriera, sono in 6 dietro le ali dell'Autostart, in una prova in cui è favorito il numero 6 di Gaudì Lakshmi. Macchina in movimento, con l'1 Gridley Jet Antonio Di Nardo, 2 Gibbs Francis Maurizio Cheli, 3 Gilda Joe Alessandro Gocciadoro, 4 Goodbye Bar Marco Stefani, 5 Gabri Cup Riccardo Pezzatini, 6 Gaudì Lakshmi Roberto Vecchione. La macchina che ha raccolto i partecipanti inizia ad accelerare, tutti bene a rete, disposti a far partenza. Parti, sbagliato, Gabri Cup va davanti, Gilda Joe nei confronti di Goodbye Bar che cerca di scavalcare Gibbs Francis, poi numero Gridley 5 Jet Gabri di fuori, Cup Gaudì Lakshmi. squalificato. Sbocca la prima curva con Gilda Joe che ha preso la testa nei confronti di Goodbye Bar che si è sistemata seconda, poi Gibbs Francis, quindi Gaudì Lakshmi alla retroguardia Gridley Jet. 14,5 il lancio per Gilda Joe che una volta presa la testa può graduare il ritmo e allora sposta all'esterno Roberto Vecchione con Gaudì Lakshmi e va piano piano a portarsi sulla testa della corsa. 29,3 per i primi 400 metri di corsa, la figlia di Fabulous Food e Swan Wise AS continua in vantaggio anche dopo 600 metri di gara. Goodbye Bar continua a seguirla precedendo Gibbs Francis, mentre allo scoperto Gaudì Lakshmi risale per gradi trascinandosi Gridley Jet. Si viaggia sul piede dell'1,14 sotto alle tribune con la leader che continua in bello stile in vantaggio. 58,7 sul piede dell'1, 13,3 di fuori Gaudì Lakshmi, in corda Goodbye Bar, terzo in corda è sempre Gibbs Francis con accanto Gridley Jet. Si va verso il primo chilometro, Gaudì Lakshmi ora inizia a far sul serio, arriva a lato di Gilda Joe, 1,13,3 il primo chilometro a passo costante, Gilda Joe in vantaggio, Gaudì Lakshmi che pressa, Goodbye Bar a contatto in corda, poi Gridley Jet che si avvicina ai primi precedendo Gibbs Francis, la retta opposta alle tribune con un parziale 13,5 sparato da Gaudì Lakshmi per mettere sotto pressione Gilda Joe che continua a ribattere a contatto Gridley Jet e Goodbye Bar. Quando siamo a 250 dal palo, Gilda Joe entra in retta, arriva in vantaggio, non demorde Gaudì Lakshmi, in terza ruota prova a lanciarsi Gridley Jet, di dentro Goodbye Bar, è in vantaggio Gilda Joe, sbaglia Gaudì Lakshmi, Gilda in vantaggio, arriva Gridley, lo scatto di Gridley Jet, Gridley Jet passa e vince nei confronti di Goodbye Bar e Gilda Joe, finiti perfettamente in linea. 1,12,8 lo spunto vincente di Gridley Jet, Antonio Di Nardo per Gennaro Casillo, i coloni della Regina Horses, il figlio di Ridley Express e Love Me Tender, servito a dovere dal ritmo infuriato nelle prime fasi di gara che hanno portato a fare match Gilda Joe e Gaudì Lakshmi, il quale ha sbagliato all'ingresso addirittura nel tentativo di passare, mentre per il secondo posto si è insinuata all'interno Goodbye Bar che probabilmente ha giustiziato Gilda Joe, quindi 1-4-3 il possibile ordine d'arrivo in numeri di questa quarta corsa dal Savio di Cesena, la vittoria di Gridley Jet. Antonio Di Nardo, a te Elena.